Oggi comprendere come costruire al meglio una piramide qualitativa che faccia comprendere in particolare al consumatore a come riuscire a rendere comprensibile la nostra biodiversità vitinologica, diciamo la verità, è la sfida più difficile che c'è, ma non abbiamo alternative. Oggi abbiamo affrontato un tema strategico per il futuro della spumantistica italiana ed è come costruire una piramide qualitativa nei diverse denominazioni capace di esaltare l'identità delle bollicine, dello spumante italiano. Un tema fondamentale per dare credibilità a una straordinaria biodiversità vitinologica che caratterizza comunque il Made in Italy dello spumante italiano. Alla base di questa credibilità ci sta l'identità produttiva. È fondamentale che quindi i distretti dello spumante si basino su un'identità chiara, definita, basata magari su vitigni ad alta vocazione per la spumantistica, ma l'altro elemento fondamentale è che ci siano produttori che credano nelle potenzialità del loro territorio e solo così si potrà attivare anche una comunicazione credibile a livello di mercati nazionali e internazionali.